buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Palermo una rissa finisce a colpi di pistola tra la folla nella notte. Chi ha sparato è fuggito via a bordo di uno scooter. A vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di sorveglianza tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia nel rione Borgovecchio. Prendere per il collo una donna è tentato omicidio, anche in assenza di ferite. È destinata a fare giurisprudenza una nuova sentenza della Cassazione. E a Palma di Montechiaro, dopo il caso della donna sfregiata con l'acido dal marito, condannato un uomo che aveva segregato e umiliato la giovane moglie in casa. Anfiteatro dimenticato. I lavori di restauro e messa in sicurezza del sito archeologico di Piazza Stesicoro a Catania si sarebbero dovuti concludere nel 2021, ma ancora nessuna notizia sulla riapertura. Aumentano e diventano sempre più pressanti le richieste di pizzo a imprese e commercianti nel periodo delle festività. L'appello delle associazioni anti-racket alla denuncia. Allarme dispersione scolastica, a Catania indagati 11 genitori che non mandavano i figli a scuola. Adesso, in base alla nuova legge, rischiano multe pesantissime e persino il carcere. Calcio, il Messina vince, il derby contro il Catania, Lucarelli sbaglia tutte le mosse e regala la partita agli avversari, giallorossi in campo con una squadra di under. Tra poco il Palermo al Tardini in casa della capolista Parma. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca sparatoria a Palermo nella notte con una maxi rissa. L'ennesimo episodio di violenza è avvenuto questa volta nel centro della città a pochi passi dal Teatro Politeama. Le immagini nel servizio di Emanuela Corsi. Notte di fuoco a Palermo, dove sono stati esplosi 6 colpi di pistola. Sono circa le 3 quando nei pressi di un noto locale del capoluogo scoppia una maxirissa. Qui non siamo nei quartieri degradati di periferia, ma in pieno centro, tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia, a pochi passi dal Politeama. Nelle immagini amatoriali girate da un residente si vedono tanti giovani in strada. Alcuni si picchiano, poi si sentono gli spari. C'è chi urla, chi scappa. A terra si vede un ragazzo con un giubbotto bianco che viene tirato su da un gruppo di persone. Se lo stanno caricando, si sente nel video. L'autore della sparatoria invece ha ancora la pistola in mano, alza il braccio ed esplode un altro colpo in aria. Poi sarebbe fuggito via a bordo di una moto. Numerose le segnalazioni arrivate nella notte al 112, seguite dall'intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile che però al loro arrivo non hanno trovato più nulla, solo i bossoli. I carabinieri avrebbero acquisito diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. L'episodio della notte scorsa si aggiunge alla lunga scia di atti di violenza avvenuti nel capoluogo siciliano. In un incidente stradale che si è verificato intorno alle 2 di stanotte a Palermo è morto un giovane di 23 anni, Gaetano Puccio, che viaggiava su una Fiat Punto guidata da un quarantenne di Carini, rimasto ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale civico. L'auto ha prima sbandato, poi si è ribaltata in Viale della Regione Siciliana all'altezza di via Principe di Paternò. Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta un'altra vettura. Un autista dell'Amat è stato aggredito la scorsa notte a Palermo, al capolinea di Piazza Indipendenza. Il dipendente dell'azienda del trasporto pubblico è stato colpito al volto prima con uno zaino e poi con dei pugni. Sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza. Prendere per il collo la moglie è tentato omicidio, o meglio femminicidio anche in assenza di ferite. La Cassazione non ha dubbi, ha condannato un uomo che aveva tentato di strangolare la moglie. Ci racconta tutto in questo servizio Emanuela Corsi. Prendere per il collo la moglie è tentato omicidio, o meglio femminicidio, anche in assenza di ferite. Lo dice una sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto le argomentazioni della difesa e confermato i 10 anni ad un uomo che aveva preso per il collo la moglie e l'aveva attaccata al muro. Un gesto non più ascrivibile a lesioni o maltrattamenti, ma appunto al tentato femminicidio. Obiettare l'assenza di ferite e la non volontà di uccidere da parte del marito non cambia la sostanza, perché secondo i giudici contano i potenziali effetti dell'azione.
l'abitazione. Il tentato femminicidio si era consumato a Brescia, con la vittima che aveva chiamato i carabinieri dicendo che il marito aveva tentato di strangolarla spingendola contro il muro e sollevandola da terra, facendola svenire per qualche attimo e offuscandole la vista. Parole confermate anche dal figlio della coppia, che era andato in soccorso della madre, afferrando il padre sotto le braccia e costringendolo a lasciare la presa. Una sentenza che dà un segnale significativo anche per chi ogni giorno segue e lavora al fianco di donne vittime di violenza. La sentenza della Corte di Cassazione ha cristallizzato, secondo me, un punto importantissimo, e cioè il racconto della donna, la credibilità della donna, il fatto che nonostante non ci fossero lesioni evidenti, è stato comunque dimostrato che lo strangolare una donna è un indicatore di rischio molto alto, quindi è presumibile che nell'intenzione appunto del maltrattante ci fosse quella di ucciderla. Per questo è stato riconosciuto appunto il tentato omicidio. Intanto la lista dei femminicidi e dei casi di violenza sulle donne si allunga. In Sicilia sono 12 le vittime nel 2013. Chiusa in casa a 19 anni per badare alle faccende domestiche e con il divieto di uscire. A Palma di Montechiaro una storia di abusi che si è conclusa con la condanna del marito. Maglio. Segregata in casa, picchiata, offesa, maltrattata e minacciata per costringerla a restare chiusa nell'abitazione ed occuparsi solo delle faccende domestiche. Per mesi è stato il destino di una giovane donna di appena 19 anni di Palma di Montechiaro, grande centro della provincia di Agrigento. La ragazza incinta sarebbe stata vittima del marito, che però prima la poteva contare sulla complicità delle sorelle che la controllavano. Si accertavano che non uscisse, le impartivano ordini e lezioni accusandola di non essere una brava donna di casa. La novella Cenerentola viveva nella paura. L'uomo, anche quando era lontano da casa, la terrorizzava via WhatsApp, minacciandola di toglierle il bambino appena nato se non avesse ubbidito. E alla ragazza era anche proibito di raccontare a parenti e conoscenti di essere incinta. Un calvario durato ben 7 mesi, da febbraio a settembre del 2021, ma alla fine la giovane ha trovato il coraggio di denunciare. Adesso il marito, appena 25 anni all'epoca dei fatti, è stato condannato dal Tribunale di Agrigento a 3 anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti e sequestro di persona. Una turpe storia che denuncia ancora una volta come esistano contesti in cui i retaggi medievali sono duri a morire anche nelle nuove generazioni. Un uomo di 75 anni è rimasto ferito nei pressi della stazione ferroviaria Casteldaccia nel Palermitano, investito da un convoglio in transito. Soccorso dei sanitari del 118, non si conoscono ancora le sue condizioni, è stato portato al pronto soccorso in emergenza a Bagheria. Il traffico ferroviario ha subito uno stop, sospesi 3 treni regionali e un intercity. Sono stati predisposti anche i servizi pullman, il traffico è tuttora interrotto. L'anfiteatro dimenticato, adesso parliamo di Piazza Stesicoro a Catania. I lavori di restauro e messa in sicurezza del sito archeologico si sarebbero dovuti concludere nel 2021, ma ancora nessuna notizia sulla riapertura e i turisti però che passano da lì rimangono delusi. Tonino De Mana. Un intervento che si era previsto 12 mesi, ma noi contiamo di finire con qualche mese di anticipo. Niente da fare. I proclami dell'allora assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà si scontrano con la dura realtà. Altro che anticipo, i lavori di recupero e adeguamento dell'anfiteatro romano in piazza Stesicoro ad oggi sono in ritardo di ben 13 mesi rispetto alla data di consegna, ovvero novembre 2022. Una mazzata per una città che vive di turismo e che per il Ponte dell'Immacolata sta facendo registrare numeri record. Peccato però che uno dei monumenti più importanti che gli storici hanno ribattezzato il Colosseo Nero è visibile solo dall'alto e tra i pannelli che delimitano il perimetro del cantiere. Delusione per chi voleva immergersi nella storia. A Catania abbiamo diversi siti chiusi ed è un vero peccato, perché Catania è la città più bella della Sicilia per me. Io lo dico da polacca, però sono un operatore turistico e con il cuore faccio vedere Catania, che purtroppo è parzialmente chiusa. Diciamo, è un bene della Sicilia e bisogna goderne tutti. Queste transenne effettivamente danno un senso di carcere, noi siamo gente libera. Da dove vieni? Bucarest, Romania. Abbiamo visto che stavi guardando l'anfiteatro. Peccato, è chiuso.
In questo modo si ammazza il turismo, non le manda a dire il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. Purtroppo anche l'anfiteatro è vittima dei proclami. Ritengo che come operatori per noi sia fondamentale, ma anche per la città, se volesse seriamente investire nel turismo, rendere fruibili e fornire dei servizi concreti, anche perché noi siamo in competizione con altri paesi dove si è compreso perfettamente che tutto questo deve essere fatto presto, bene e subito. Una leggenda racconta che da queste parti svanì nel nulla un'intera scolaresca. Ora invece sono scomparsi gli operai dall'anfiteatro romano, la speranza è che nel frattempo non svaniscano anche i turisti. Una ronda di volontari anti-racket contro il pizzo negli stessi giorni in cui sono in circolazione gli esattori di Cosa Nostra. Le inchieste confermano che questo è il periodo di maggiore presenza della mafia nell'esecuzione delle estorsioni. Ci racconta tutto in questo servizio Manlio Viola. Mettiti a posto, denuncia. Hanno scelto di mutuare il linguaggio dei mafiosi per lanciare la campagna antimafia e soprattutto contro il pizzo. Una campagna che parte proprio sotto Natale, periodo di acquisto per i regali e dunque di affari e confusione, ma anche periodo di riscossione per gli esattori di Cosa Nostra. Più di una indagine infatti ha confermato che il taglieggiamento degli esercizi commerciali da parte della mafia, la cosiddetta messa a posto, avviene con due modalità. La protezione si paga mensilmente oppure in due rate, la principale delle quali proprio subito prima di Natale, in questo periodo, quello delle 13esime. Così da martedì a domenica i volontari di Addio Pizzo gireranno per gli esercizi commerciali a portare il messaggio anti-estorsione proprio nello stesso momento in cui girano gli esattori della mafia. E proprio questi sono i giorni più delicati, come conferma Nicola Grassi, presidente dell'ASAEC, Associazione Anti-Racket di Catania. Le festività natalizie rappresentano l'occasione per la criminalità organizzata mafiosa per la riscossione del pizzo, una tassa odiosa. Per uscire dal vortice gli imprenditori non sono soli e questa è una cosa che occorre ribadire con forza. Esistono diversi strumenti legislativi che permettono un ristoro totale dei danni che si sono subiti, sia economici che fisici che materiali. E dunque denunciate, non ci sono più scuse. Un appello che torna ad essere centrale proprio nel momento degli affari di Natale, che rischia di diventare anche il momento di maggiore debolezza del tessuto economico e commerciale. È stata individuata la piccola barca del pescatore scomparso in mare al largo di San Leone in provincia di Agrigento. La Capitaneria di Porto l'ha trovata semi-ribaltata e impigliata tra alcune reti da pesca e ha recuperato anche il giubbotto e un paio di stivali che apparterrebbero all'uomo, e così si teme il peggio per Salvatore Cefalù, un 48enne del quale i familiari avevano denunciato la scomparsa il giorno dell'Immacolata. Adesso andiamo a Catania perché la notizia della denuncia da parte della polizia di 11 genitori che non mandavano i propri figli a scuola ripropone l'allarme della dispersione scolastica, nonostante la nuova legge preveda responsabilità stringenti relativi all'obbligo di istruzione e servizio. Continua la battaglia contro la dispersione scolastica. C'è anche la legge del novembre scorso che aumenta le responsabilità della famiglia. I controlli sono costanti, hanno portato ad esempio a Catania la denuncia da parte della polizia di 11 genitori che non mandavano a scuola i propri figli minorenni. La questura ha trasmesso il provvedimento agli organi competenti per valutare la possibile sospensione o revoca per i genitori di sussidi statali come l'assegno di inclusione o il reddito di cittadinanza. La procura locale per i minorenni è stata informata per valutare ulteriori provvedimenti. 2 persone sono state anche segnalate perché il loro figlio minorenne è stato sorpreso da solo in strada a bordo di una bicicletta elettrica. Insomma, la storia resta sempre la stessa: genitori che non vigilano, che sembrano distaccati dalla vita dei loro figli. La legge di conversione del decreto Caivano dello scorso 13 novembre, ricordiamolo ancora una volta, prevede sanzioni severe per il mancato adempimento dell'obbligo di istruzione che possono arrivare fino a 2 anni di reclusione. L'obiettivo è dare costantemente peso all'articolo 114 del testo unico sulla scuola, che prevede l'istruzione obbligatoria al fine del conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria o di una qualifica professionale. In questa missione sono coinvolti anche sindaci e dirigenti scolastici e più di tutti dovrebbero esserlo, sembra evidente, i genitori. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, al rientro tutte le immagini, le emozioni e anche l'analisi del derby Messina-Catania.
Bentrovati, apriamo la pagina dello sport. Ieri il derby Messina-Catania vinto dai giallorossi peloritani. Il Catania dunque esce sconfitto contro il Messina e ripropone i dubbi del recente passato. Ieri formazione sbagliata che ha portato a un'involuzione della manovra. A gennaio sul mercato si interverrà in modo importante. Il servizio di Marco Carli. Poteva essere un'occasione d'oro. Il Catania è riuscito a trasformarla in una sconfitta pesante contro un Messina che, proprio a discapito dei rossazzurri, è riuscito a centrare per la prima volta in stagione la seconda vittoria consecutiva. Un dato che fa riflettere, così come la poca fluidità di manovra e incisività degli etnei, mali che riemergono, e i tanti cambi nella formazione tipo decisi da Lucarelli hanno influito. La sfera di cristallo di riuscire a sapere prima chi giocherà bene e chi giocherà male non ce l'ho, e quindi si va sulla base di quello che si vede durante la settimana. Ovviamente mercoledì c'è un'altra partita. Il tecnico dice anche di avere le idee chiare sul futuro, vale a dire sul mercato. Probabili 5 movimenti in entrata, se non di più, 2 in attacco, 2 a centrocampo e 1 a sinistra in difesa. Il primo partente nelle idee del club potrebbe essere Sarao, prima convocato e poi fermato per una trattativa che la società sta conducendo col Trapani. Tornando alla partita, le opportunità da rete sono state fondamentalmente 3, 2 nel primo tempo, la prima con Marsura e la seconda con Deli, che ha colpito la traversa. Opportunità che pure estemporanee facevano pensare ad una ripresa diversa. Invece nel secondo tempo è emerso il Messina, che ha concesso una sola chance agli etnei e, approfittando dell'errore di Silvestri, ha segnato con Emmaus il gol decisivo. Perché noi non abbiamo proprio giocato, abbiamo fatto il loro gioco e purtroppo poi la perdi. Dalle parole di Deli si deve ripartire per non ricadere nei problemi del recente passato. Mercoledì c'è un'altra opportunità contro il Pescara di Zeman, autore finora di un buon campionato nel girone B e reduce dal 4-0 inflitto all'Olbia nell'ultimo turno. E se dal lato Catania c'è delusione, sulla sponda Messina ovviamente c'è entusiasmo. Seconda vittoria consecutiva per i peloritani, che rimangono nella zona play-out ma portano ad 8 i punti di vantaggio sull'ultimo posto. Sabato prossimo scontro diretto per la salvezza a Potenza. Ci racconta tutto Sergio Colosi. La svolta del Messina nel derby l'ha firmata Giacomo Modica, imprevedibile e mai banale nelle sue scelte. L'allenatore di Mazzara al minuto 16 della ripresa inserisce i giovani Zunno e Scafetta per Franco e Plescia. Cambia a sorpresa Musilunghi tra i 7.000 tifosi con 5 under in campo. Accade però che la squadra trova dinamismo, brillantezza e vivacità, ma soprattutto il gol dell'ex Michele Emmaus. È un'emozione indescrivibile. Segnare nel derby davanti ai nostri tifosi è veramente una cosa che bisognerà raccontare anche in un futuro, quindi sono veramente felice, ma soprattutto per la squadra, per la società, per la gente che comunque ci segue. Abbiamo meritato questa vittoria. Nel derby sono arrivate le conferme attese dopo il successo di Teramo contro il Monterosi, dal recupero di Firenze alla solidità di Manetta e Pacciardi, autore di un doppio salvataggio, e poi il solito Fumagalli insieme alla velocità di Zunno e al cinismo di Emmausso sono stati fattori determinanti. Abbiamo cambiato marcia in queste 2 partite, abbiamo fatto due vittorie importanti, quella di Monterosi e quella di oggi, meritate. Niente, siamo felici, io sono ancora provato, quindi dopo, come dicevo prima, dopo 20 anni vincere un derby è veramente una cosa incredibile. 2 turni al Giro di Boa, sabato trasferta a Potenza e venerdì 22 il Monopoli al Franco Scoglio. Adesso ci spostiamo in Serie B per parlare del Palermo, che è a un bivio. Corini carica la squadra in crisi di gioco e di risultati. Serve un cambio di passo contro il Parma, che in settimana ha fatto tremare la Fiorentina in Coppa Italia e che tra poco scenderà in campo proprio contro il Palermo al Tardini. Marco Gullà. Servirà un'impresa al Palermo oggi pomeriggio nel match del Tardini contro il Parma. Rosanero che hanno bisogno di punti, ma di fronte ci sarà la capolista del campionato, una corazzata che ha anche imposto il suo gioco nel match contro la Fiorentina di Coppa Italia. Per Eugenio Corini una sfida difficile, ma non impossibile. Sappiamo anche di avere delle qualità, delle caratteristiche, penso che la partita successiva sia sempre una grande opportunità e metteremo in campo il meglio per provare a fare risultato. Purtroppo nelle ultime settimane questo risultato è venuto poche volte e la grande volontà è quella di far sì che anche in una partita complicata e difficile con un avversario molto forte possa succedere, e ci siamo preparati da questo punto di vista per fare una bella partita e cercare di portare a casa un risultato positivo.
Sono tornati a disposizione Insigne, Soleri, Koulibaly e Vasic, mentre l'unico indisponibile è Ceccaroni. Corini quindi torna al 4-3-3 e accantona la difesa a 3 vista nelle ultime 2 gare. Pigliacelli quindi in porta, Matteo, Lucioni, Marconi e Lium di difesa, Koulibaly, Gomez ed Henderson a centrocampo con l'alternativa Sulaz e poi in avanti Di Mariano, Brunori e Di Francesco. Insigne dovrebbe partire dalla panchina, fischio d'inizio alle 16:15 al Tardini, circa 2000 tifosi rosanero. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di domenica a tutti.